Un malfunzionamento globale dei sistemi informatici ha causato gravi disagi a miglia banche, ospedali e compagnie aeree. Il problema sembra derivare da un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza di CrowdStrike, che ha mandato in crash i sistemi Microsoft Azure. Microsoft sta adottando misure di mitigazione, ma molti utenti potrebbero ancora avere difficoltà ad accedere ai servizi di Microsoft 365. In Italia disservizi sono stati segnalati negli aeroporti di Firenze, Pisa, Catania, Cagliari e Alghero. Con ritardi nei voli, American Airlines ha ripreso le operazioni, mentre compagnie aeree in Malaysia e altri paesi continuano a riscontrare problemi. La NSSI francese esclude un cyberattacco, mentre il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi segnala difficoltà ma assicura piani di emergenza. Gli esperti avvertono che il ripristino completo potrebbe richiedere giorni. Tragedia a Marcon, in provincia di Venezia. Una bambina di 1 anno è morta dopo essere stata dimenticata in auto sotto il sole per diverse ore. Secondo una prima ricostruzione, il padre della piccola, per un tragico errore, l'ha lasciata in macchina mentre si recava al lavoro. Al ritorno l'uomo ha trovato la bambina priva di sensi e ha chiamato i soccorsi. Nonostante l'intervento rapido dell'ambulanza, i tentativi di rianimazione sono stati vani. Entrambi i genitori, sotto shock, sono stati ricoverati e stanno ricevendo supporto psicologico. L'operazione Turdus Aureus ha coinvolto 131 carabinieri forestali in diverse regioni italiane, portando al sequestro di 763 uccelli vivi e 164 morti, appartenenti a specie protette. Coinvolte persone in Toscana, Lombardia, Campania e Umbria, trovate con 141.019 euro in contanti, anelli contraffatti e attrezzature illegali. Un indagato è stato arrestato per detenzione abusiva di armi. L'operazione ha svelato un traffico illecito di avifauna destinata alla caccia, un business di centinaia di migliaia di euro. Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino fu assassinato a Palermo, in via D'Amelio, insieme a 5 agenti della scorta, in un attentato mafioso. A 32 anni dalla strage, la verità completa sui coinvolti resta oscura nonostante processi e inchieste. Borsellino, simbolo della lotta a Cosa Nostra, aveva lavorato con Giovanni Falcone, anch'egli ucciso dalla mafia. Entrato in magistratura nel 1963, fu parte del pool antimafia che portò al maxi processo di Palermo, con 342 condanne. La famiglia di Borsellino continua a cercare giustizia. Ogni anno commemorazioni ricordano il sacrificio di Borsellino e Falcone, con lo slogan "Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe". La Russia ha chiesto una condanna a 18 anni per Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal accusato di spionaggio. Il processo, iniziato il 26 giugno, si è svolto a porte chiuse. Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi, l'FSB, nel marzo 2023, diventando il primo reporter occidentale accusato di spionaggio in Russia dai tempi dell'Unione Sovietica. L'accusa sostiene che abbia raccolto informazioni sensibili per la CIA su Uralvagonzavod, uno dei principali produttori di armi della Russia.